Una buona giornata, bentrovati, eccoci in diretta con la prima edizione di Antenna 3. Molta la cronaca oggi dal territorio e anche fuori i nostri confini veneti. Chiedo subito alla regia di portarci sull'home page del Gazzettino che riferisce gli ultimi aggiornamenti, ma poi i colleghi della redazione di Pordenone ci diranno ulteriori novità sul caso dell'uccisione del patron di Tele Pordenone, perché ieri è stato ritrovato senza vita con delle ferite profonde alla testa. Allora, se vediamo l'home page, Ruoso ucciso a sprangate, è stato portato in questura in queste ore uno storico collaboratore di Ruoso. Si tratterebbe di un sessantenne che dunque avrebbe a lungo lavorato insieme a lui ed è sospettato di omicidio di fatto, ma poi vedremo gli aggiornamenti dal territorio con appunto gli ultimi sviluppi. La polizia scientifica ha eseguito a lungo dei rilevamenti nella scena del delitto. È apparso subito evidente che si era trattato di un'aggressione violenta che poi ha portato Ruoso alla morte. Torneremo su questo tra poco. Adesso andiamo alla cronaca giudiziaria che riguarda due casi molto significativi purtroppo della nostra cronaca, e partiamo dalla decisione della Corte d'Assise del Tribunale di Padova che ha condannato all'ergastolo Giacomo Friso, il 35enne di Villafranca Padovana, che nell'aprile del 2024 aveva ucciso il suo vicino di casa Michael Boschetto. Una camera di consiglio durata oltre 4 ore. La sentenza, letta dalla giudice Domenica Gambardella, pronuncia la parola ergastolo. Pena massima per Giacomo Friso, 35enne di Villafranca Padovana, condannato all'ergastolo per aver ucciso con 4 coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile del 2024. La Corte d'Assise di Padova, al termine del processo di primo grado, ha accolto la richiesta fatta dal pubblico ministero Benedetto Roberti, che ha coordinato l'indagine. L'omicidio era avvenuto dopo una lite e a seguito di rancori covati per anni da Friso. Ad aggravare la posizione del 35enne anche un video e il selfie che si era scattato con il cellulare della vittima subito dopo l'accoltellamento fatale. Il video era stato trovato mesi dopo dal padre e dalla fidanzata di Michael Boschetto mentre stavano cercando foto nella galleria del telefono del ragazzo. A Friso è stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi, mentre è esclusa quella della premeditazione. Durante il processo non ha mai voluto parlare, ma subito dopo l'arresto aveva sempre sostenuto di aver accoltellato Boschetto per difendersi, una versione che però non corrisponde ai fatti. Prima infatti ci sarebbe stato l'alterco sotto casa di Boschetto all'alba del 27 aprile 2024, poi Friso sarebbe rientrato nella sua abitazione e sarebbe tornato poi armato di coltello. E nelle stesse ore è stato condannato a una pena di 14 anni di reclusione Massimiliano Mulas, il 45enne che nell'aprile dello scorso anno aveva stuprato una bambina di 11 anni a Mestre, caso che fece giustamente grandissimo scalpore dopo averla pedinata mentre rientrava a casa. Ha ammesso le sue responsabilità. Il Mulas non ha contestato la responsabilità che gli viene contestata, ha però ridimensionato la sua posizione rispetto alla tesi del pubblico ministero che gli contestava delle aggravanti piuttosto pesanti. Su quelle il giudice deciderà. Dopo circa 3 ore il giudice ha condannato Massimiliano Mulas, il 45enne che quasi un anno fa, ad aprile 2025, ha stuprato una ragazzina di 11 anni nell'androne della sua abitazione dopo averla pedinata, a 14 anni di reclusione. La procura ne aveva chiesti 14 e 6 mesi. Tra 90 giorni saranno depositati i motivi della sentenza e il legale di Mulas deciderà come muoversi. Rigettata la richiesta di effettuare sull'imputato, accusato anche di altri stupri commessi in passato, la perizia psichiatrica. Avevamo chiesto di periziarlo dal punto di vista psichiatrico, la cosa purtroppo non aveva un appiglio documentale, quindi non è stata concessa.
Mulas, detenuto nel carcere di Gorizia, fu fermato la sera stessa della violenza da un carabiniere mentre vagava nei pressi della stazione di Mestre. Nella fuga aveva perso i documenti. In tribunale non sono mancati alcuni momenti di tensione da parte del papà della giovane vittima nei confronti del 45enne, entrambi presenti in aula. Mulas, reo confesso, è consapevole della gravità del gesto commesso, motivo per cui ha chiesto nei mesi scorsi di essere preso in carico al centro di salute mentale. Il mio cliente è molto provato dalla situazione, comprendo che l'uomo della strada fatichi a comprendere anche questo fatto, però il procedimento interiore di rielaborazione dei fatti lo ha molto provato. Noi rimaniamo a Mestre per aprire una finestra su un altro tema, la moschea di Via Giustizia. Allora andiamo in diretta da Ilaria Marchiori, che si trova sul posto con Simone Merlo e anche con il portavoce della comunità islamica, perché vediamo alle tue spalle, Ilaria, i lavori che procedono rapidamente. A te. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori, hai detto bene, i lavori stanno procedendo speditamente, qui sono iniziati circa una settimana fa, alcuni giorni fa in realtà abbiamo visto una protesta da parte della Lega proprio per dire no alla costruzione di questa moschea che dovrebbe sorgere proprio qui su questo terreno in Via Giustizia a Mestre, che molti sapranno essere una zona particolarmente attenzionata anche dal punto di vista della sicurezza, visto che proprio a pochi metri da qui c'è l'ormai famosa carrozzeria che ha subito decine di furti proprio perché è una zona che si trova accanto anche al drop-in che più volte è stato chiesto venisse chiuso, ma in realtà un comitato per esempio negli ultimi giorni si sta opponendo perché dicono che in realtà è fondamentale. Ma non divaghiamo, parliamo di quello che sta accadendo proprio su questo terreno, lo facciamo appunto con Prince Aulader, il portavoce della comunità bengalese. I lavori stanno andando avanti spediti, lei ci tiene a specificare che tutto sta proseguendo in maniera totalmente trasparente. Assolutamente sì, questo è un terreno che è abbandonato da 30-40 anni. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto un preliminare un po' di anni fa, come voi ben sapete, dopodiché purtroppo l'amministrazione ci sono le elezioni, quindi ci sarà una nuova amministrazione. Nel frattempo abbiamo deciso di ripulire questo posto in modo da dare un po' di dignità a questo posto e quindi abbiamo incaricato un'azienda che comunque ha ripulito tutta la zona da tutto il degrado che c'era, quindi dalle macerie, da tutto sembrava quasi una giungla questo posto, che era frequentato da gente poco raccomandabili, e quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripulito e stiamo tenendo un po' in ordine questa zona qua. Ovviamente per il permesso, per tutta la burocrazia ci vorrà almeno 1 anno, 2 anni, dopodiché per la costruzione ci vogliono altri 4-5 anni, quindi noi siamo pazienti, però l'unica cosa che chiediamo è il buon senso, nel senso che la Costituzione italiana ci dà la possibilità di professare la propria fede, quindi non capiamo qual è la difficoltà ad concedere questo posto che è abbandonato, che è degradato a una comunità così importante come quella bengalese, che qua vive in serenità e in pace con la comunità italiana. Quindi chiediamo semplicemente di poter esercitare il proprio diritto, quello di professare la propria fede. Aulader, quando lei dice chiediamo, a chi vi riferite? Alle istituzioni, quindi dal comune alle forze dell'ordine, con quali comunque abbiamo un buon rapporto e che ci sono stati sempre stati riunioni, incontri comunque formali, cordiali, quindi non c'è nessun tipo non c'è niente di nascosto, è tutto trasparente alla luce del sole e basta. Quindi chiediamo lo stesso supporto nel tempo, nel senso che qualsiasi amministrazione che venga da sinistra, che venga da destra, comunque noi siamo una comunità importante che lavoriamo e che viviamo qua, che facciamo parte di questa società, quindi chiediamo il minimo, non stiamo chiedendo finanziamenti oppure supporti economici, chiediamo solamente le autorizzazioni che vengono date con semplicità, senza ostacolare, senza creare comunque altre problematiche. Dopodiché la moschea come verrebbe
sfruttata e utilizzata? Allora, qua non è solo un luogo di culto, ci saranno più strutture, quindi dal ristorante al bar, all'auditorium, alla biblioteca, a un po' di residenza per i custodi, quindi sarà un insieme di strutture che completeranno tutte le necessità che ha bisogno la comunità bengalese, che comunque sono 25.000 persone che vivono nei dintorni di Venezia, quindi è uno spazio che ha necessità la comunità bengalese, che è importante comunque. Ringrazio Prince Aulader, qui da Maestra è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Simone Merlo, grazie all'ospite naturalmente per questo collegamento. Noi ci spostiamo subito altrove, andiamo a Noventa Padovana da Chiara Gaiani che è con il sindaco Marcello Bano, perché c'è stato un furto che ha davvero dell'incredibile. Il rappresentante orafo derubato di tutto il campionario mentre era fermo con la sua auto al semaforo, davvero una ennesima frontiera dei furti, Chiara, e poi la paura che avrà vissuto questo professionista. A te. Sì, Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Ci troviamo, come dicevi, con il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, che ringraziamo proprio nel punto in cui ieri pomeriggio, mancavano pochi minuti alle 16, è accaduto il furto di cui hai parlato. Il rappresentante è arrivato con la sua Mercedes, stava viaggiando in direzione di Stras, quindi si muoveva verso alle mie spalle. Arrivato al semaforo era fermo in attesa di poter proseguire la sua corsa, quando un'auto, una BMW, si è affiancata dal lato sulla carreggiata opposta. Ne è sceso uno dei due occupanti, sceso dal veicolo, ha rotto il finestrino posteriore dell'auto e se n'è andato con il borsone di tutto il campionario per un valore davvero molto ingente. Non è ancora stato quantificato, ma si parla di diverse centinaia di migliaia di euro. Un rappresentante orafo trevigiano che è sceso per fortuna incolume dal veicolo, anche se sotto shock, tra l'altro subito soccorso. Vedete, questa è una zona davvero molto frequentata, c'è molto movimento. Sindaco, lei abbiamo parlato poc'anzi, ci ha raccontato che tutto il territorio di Noventa Padovana è videosorvegliato, anche queste immagini relative a questo furto sono già nelle mani dei carabinieri. Assolutamente sì, noi abbiamo 7 km quadrati come comune, come estensione del comune, abbiamo diverse centinaia di telecamere di videosorveglianza, qua in particolare che siamo a confine tra la provincia di Padova e la provincia di Venezia ne abbiamo diverse e quindi io non posso entrare nel dettaglio delle dinamiche che abbiamo visto, posso solo dire che avviso ai naviganti, ai delinquenti eccetera, non venite a Noventa Padovana perché tutto quello che avviene di delittuoso viene ripreso e va direttamente alle forze dell'ordine in prima serata, cioè quindi a prescindere dall'etnia, dal colore, dalla religione, non venite a fare ste robe qua a Noventa Padovana perché abbiamo il territorio più videosorvegliato della provincia, vedete voi. Ecco, tra l'altro le telecamere riprendono l'auto che una volta fatto il colpo dei malviventi si infila in una viuzza. C'è anche un frequente passaggio della polizia locale. In questo territorio è peraltro attiva una collaborazione tra 4 comuni di 2 province diverse. Assolutamente, è una convenzione che noi abbiamo sia col comune di Stra, dove Noventa è capofila, sia con Vigonovo che con Sonara. Cioè, quindi anche i vari passaggi attraverso i dispositivi che abbiamo in Target System vengono ripresi, quindi sappiamo quante volte sono passati, quei sopralluoghi che hanno fatto, sappiamo praticamente tutto. Bravissime le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri si sono prodigati immediatamente, bravo il comandante Enzo Callegaro che è sul pezzo, però sono indagini che competono alle forze dell'ordine e non alla polizia locale che funge da supporto. Certo, resta il fatto che è avvenuto in pieno giorno e anche in una zona di frequente passaggio. Immagino che ci sia comunque paura, che ci sia stata anche un senso di frustrazione anche da parte del cittadino che assiste a queste cose. Sì, molto spesso bisogna spiegare al cittadino che pur avendo l'immagine, pur sapendo chi sono, io parlo in linea generale,
dopo il tutto viene dato alle forze dell'ordine e da lì in poi non compete più al Comune di Noventa Padovana, che si sta prodigando per implementare sempre di più questo servizio, ma spetta alle forze dell'ordine e dopo naturalmente al magistrato, eccetera eccetera eccetera. Ecco, si innesca un meccanismo, quindi noi continueremo a seguire l'indagine. Tra l'altro, insomma, ci diceva il sindaco che stanno andando avanti, hanno in mano tutto, quindi l'indagine è in corso. Noi continueremo a seguire questa vicenda. Ringrazio il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano e il collega Andrea Benetti per la collaborazione tecnica. Lina, la linea può tornare a te. Grazie Chiara. Allora, questi fatti accaduti a Noventa Padovana hanno davvero dell'incredibile, ma abbiamo sentito il sindaco dalle telecamere, si conta di recuperare elementi utili alle indagini. Allora, di nuovo ci spostiamo lì dove la giustizia si celebra, in tribunale. Andiamo a Treviso perché oggi è la giornata del dibattito in Corte d'Assise sul referendum, appuntamento piuttosto contestato nei giorni scorsi. Ci si può attendere anche qualche presa di posizione, qualche protesta, seppur silenziosa, da parte degli avvocati, perché l'Aula di Corte d'Assise non è stata ritenuta idonea a questo genere di confronti. Allora, eccola qui Daniela Sizzia in diretta con Antonella Tocchetto, avvocato e consigliera del Partito Democratico. Daniela, a te. Buongiorno Linea e buongiorno anche ai telespettatori. Sì, come hai detto tu, insomma, un incontro che sembrava un incontro, un clima un po' teso, proprio per la scelta da parte della magistratura di organizzare questo incontro per il referendum, ovviamente per il no al referendum, e qui all'interno del Tribunale, nella sala della Corte d'Assise, ritenuta da alcuni avvocati, da molti avvocati, non idonea proprio per l'oggetto della discussione, e un po' promotrice di questa diciamo polemica proprio l'avvocato Tocchetto, che ha lanciato un po' l'avvocato. Sì, allora io ho ritwittato, come si dice, questo convegno per due motivi. Il primo, perché mi sembrava interessante farlo in un'aula all'interno del tribunale che si presta a fare un confronto tecnico e non politico. Io vado agli incontri politici dove parlo per una delle due parti e ovviamente tra politici un po' ci si confronta in maniera anche esagerata. Qui mi sembrava molto interessante il fatto che fossero dei tecnici, tra l'altro dei magistrati molto capaci. Dall'altro lato l'ho fatto anche perché entrambi i magistrati sono veramente dei magistrati molto molto interessanti e capaci, e quindi mi sembrava giusto promuoverlo. L'ho messo su Facebook e là si è scatenato perché alcuni magistrati non erano d'accordo, oltre che la Camera Penale. Ora io non so che cosa succederà oggi pomeriggio. Ritengo ancora che abbia detto delle parole giustissime la Presidente del Tribunale, la dottoressa Daniela Ronzani, per due motivi. Perché ha detto: io credo che il confronto sia giusto che venga fatto in un'aula che non è di parte ma è un'aula asettica. Secondo, ha dichiarato sui giornali di aver tentato di fare un confronto tra le due parti, ma che questa cosa non fosse andata a buon fine. Io peraltro stimo moltissimo la Presidente del Tribunale e sono certa che insieme ai magistrati che hanno promosso questa cosa, che sono serissimi, ci sia stato tutte le richieste necessarie per poterlo effettuare all'interno delle aule del Tribunale. Quindi io mi auguro che oggi sia un confronto aperto e molto tecnico. Anche però, avvocato, se in realtà insomma è un po' nell'aria una sorta di protesta silenziosa, diciamo, proprio per questa scelta. Beh, allora, l'ho letto anch'io sui giornali, sinceramente spero che non ci sia nessuna protesta, perché proprio i magistrati e anche gli avvocati devono dare i buoni esempi sulla serietà degli argomenti che si affrontano. Io poi credo che alla fine non succederà niente e invito invece ad essere presenti, perché può essere un buon modo per capire le ragioni di entrambe le parti in maniera molto tecnica, che difficilmente nei dibattiti politici si trova, ed è importante che il cittadino capisca anche tecnicamente che cosa succederà con questa riforma. Ecco, prima citava la Presidente del Tribunale, la dottoressa Ronzani, perché la stessa Presidente aveva detto comunque il Tribunale è comunque una sede dove i cittadini possono venire, e quindi non vedo perché non poter fare questo tipo di incontro, giusto Antonella?
Sì, appunto, è un luogo pubblico, a volte il cittadino ci sta lontano perché non è un bel luogo per il cittadino, perché sicuramente ha dei problemi se viene qui. Però invece in questa occasione può essere veramente un luogo dove si parla di diritto, perché questa riforma è una riforma di diritto e tecnicamente con parole semplici questi magistrati, ripeto, sono bravissimi, possono spiegare al cittadino comune che non ha nozioni di diritto qual è la vera natura della riforma e anche decidere per cosa votare. Grazie davvero ad Antonella Tocchetto. Ovviamente si vedrà alle 15 che cosa accadrà, se non ci sarà nulla oppure se ci sarà qualche protesta, comunque sempre insomma nel segno del rispetto, insomma anche per il luogo dove ci si trova. Si vedrà insomma alle 15 questo incontro organizzato proprio dalla magistratura. Da Treviso è tutto, Lina, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia e Tommaso Migot, grazie anche ad Antonella Tocchetto naturalmente. Noi seguiremo ovviamente questo incontro per cercare di capire come andrà e in che clima soprattutto, lo avete sentito, si svolgerà. Adesso andiamo al vasto cordoglio suscitato a Mestre dalla tragica morte di Islam Rafiqul, il 44enne originario del Bangladesh, che è la vittima ieri pomeriggio dello schianto lungo la Romea a Campagna Lupia, dove il suo furgone si è scontrato con un'autocisterna. Padre di 2 bimbi in tenera età, era noto in città per il suo market di alimentari in via Aleardi, che aveva aperto 10 anni fa quando si era trasferito in Veneto dopo aver lavorato come fruttivendolo a Roma, e quindi anche qui non è da escludere che si tratti di fatto di un infortunio sul lavoro, dal momento che l'uomo era alla guida del suo furgone, stava percorrendo la Romea, che sappiamo essere una strada purtroppo soprattutto in quel tratto spesso e volentieri funestata da incidenti molto gravi, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. E dolore e shock anche a San Pietro di Feletto per la morte a soli 24 anni di un ragazzo, Emanuele Canzian. Abbiamo raggiunto la mamma al telefono. Mio figlio amava la vita, ci ha raccontato, e aveva tanti progetti per il futuro. Stava programmando proprio recentemente il Cammino di Santiago. Anche questo era uno dei suoi progetti futuri. Aveva la vita in mano e voleva vivere la vita. Era un ragazzo con tanti sogni, Emanuele Canzian, e così lo vuole ricordare mamma Roberta, che per prima lo ha trovato senza vita in casa a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Lo shock, l'angoscia, l'arrivo dei soccorsi, Emanuele che muore a soli 24 anni. Fino alle 6:30 di mattina era presente, perché era entrata in camera e russava e quindi era presente. Poi io sono andata a lavorare, sono tornata a 12:30 e l'ho trovato così. Sono stata io a trovarlo, sì. Abbiamo provato a rianimarlo, ma non c'era niente da fare. I soccorsi sono arrivati immediati, ci guidavano col telefono sul massaggio cosa fare, però non c'è stato verso. Emanuele era a casa da qualche giorno, stava accusando un po' di ansia e stress, nulla però che facesse presagire un epilogo del genere, una morte così improvvisa. È un arresto cardiaco. Non abbiamo chiesto l'autopsia e loro hanno autorizzato a non fare l'autopsia perché era stato diagnosticato questo. Sconvolta l'intera comunità, Emanuele amava il calcio, la fotografia e i viaggi. Alla Amorim Cork di San Giacomo, dove lavorava da oltre 2 anni, è calato il gelo. Mio figlio era conosciuto perché era una brava persona, era un gentile, educato con tutti e si faceva distinguere proprio per questo. Non piangete, sarò l'angelo invisibile della famiglia, Dio non saprà negarmi niente quando io pregherò per voi. Il messaggio scritto nell'epigrafe, con i funerali fissati per sabato alle 9:30 in chiesa a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Oltre a mamma Roberto, Emanuele lascia il papà Lorenzo, il fratello Adriano, nonni, tanti parenti e amici, un'intera comunità attonita. Ho tantissima gente attorno a me, proprio per come era Emanuele, per come l'avevamo educato noi, per come eravamo noi come famiglia. E davvero posso solo ringraziare tutte le persone che mi sono vicine in questo momento.
Questo dunque è il dramma che si vive a San Pietro di Feletto. E un altro dramma, parlavamo poco fa di incidenti, infortuni mortali sul lavoro a Villa Tora di Saonara, morto sul colpo un operaio di Brugine dopo un volo di 6 metri dal tetto di un'abitazione su cui stava posizionando i pannelli fotovoltaici. È stata una cosa spaventosa perché stavo pulendo sopra il terrazzo e stavo guardando le manovre che stavano facendo. Secondo me è inciampato su quel filo maledetto. Cioè ho detto ma che... E ho sentito il tonfo. Un volo di oltre 6 metri che non gli ha lasciato scampo. Erano circa le 10:30 quando la signora Lella ha visto il 50enne Stefano Contiero, socio dipendente di una ditta con sede nel suo comune di residenza di Piove di Sacco e residente a Brugine, precipitare dal tetto di una casa sulla quale stava lavorando. Il tragico incidente mortale sul lavoro è avvenuto in un'abitazione di via 8 marzo a Villa Tora di Saonara, all'interno di un cantiere edile temporaneo allestito per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Secondo la ricostruzione di Lella, Stefano avrebbe finito la sua corsa sopra un condizionatore. Erano in 3 sopra là. Stavano facendo la manovra sulla gru. E a un certo punto ho alzato gli occhi e ho detto ma che caspita sta facendo? E è andato giù. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Legnaro per i rilievi e gli accertamenti del caso, presenti anche i tecnici dello Spisal, chiamati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Si tratta della terza vittima sul lavoro a Padova da inizio anno. Secondo il segretario generale CISL Padova Rovigo, Samuel Scavazzin, è necessario aumentare i controlli sui luoghi di lavoro, primo fra tutto i cantieri, ed agire sulla formazione. Un messaggio corale, quello arrivato dai sindacati. Un'altra morte sul lavoro in Veneto e un'altra caduta dall'alto. È una situazione intollerabile. Ci sono protocolli, ci sono leggi, ma bisogna prima di tutto rispettarle, secondo bisogna rispettare una cosa, il rispetto della vita propria e della vita altrui. Se non si va su questa logica, nella logica di fermarsi quando ci si sente in pericolo e che il datore di lavoro non guardi di più alla vita delle persone che al profitto, non otterremo mai il risultato di 0 morti sul lavoro. Pensiamo sia giunto il momento che la Regione convochi, istituisca un tavolo per affrontare la tematica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, convocando le organizzazioni sindacali più rappresentative e le associazioni datoriali per aprire un confronto vero su quelle che sono le cause reali delle morti sul lavoro, che sono legate sicuramente a un mercato del lavoro dove la precarietà la fa da padrone, ma anche dall'esigenza di forti investimenti per gli organi ispettivi che devono servire a migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro. E c'è una svolta anche sulle indagini rispetto alla morte del 47enne di origini marocchine, titolare, lo ricordate, di una ditta di Loria, che era deceduto il 30 giugno 2025 in un cantiere nel Bolognese a San Lazzaro, episodio, visto il gran caldo di quel periodo, che poi aveva fatto sì che venissero anche adottate normative per evitare il lavoro a temperature troppo elevate. Ebbene, il GIP, respingendo la richiesta di archiviazione, ha chiesto anzi di approfondire e iscrivere nel registro degli indagati la ditta e il comune. È stata respinta la richiesta di archiviazione della Procura di Bologna per la morte del 47enne di origine marocchina, titolare della ditta Veneto Pavimenti di Loria, deceduto il 30 giugno 2025, mentre lavorava nel cantiere di una scuola a San Lazzaro in provincia di Bologna. A fare ricorso i legali della famiglia della vittima, gli avvocati Paola Miotti e Alessandro Schillaci. Nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo sono stati iscritti i legali rappresentanti della ditta affidataria dell'appalto, il direttore dei lavori e l'amministrazione comunale in quanto committente. Disposti nuovi accertamenti. Che sono stati disposti nuovi accertamenti medico-legali appunto per vedere se le eventuali condizioni estreme che venissero rilevate possano aver favorito la causa della morte. Parteciperemo a quelle che sono le operazioni ulteriori di indagine che sono state predisposte, sia in relazione a quelle che sono appunto gli aspetti medico-legali della vicenda, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Quel giorno il 47enne e i suoi operai stavano effettuando il getto del calcestruzzo per i marciapiedi della scuola quando si è accasciato a terra. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare per l'imprenditore. La procura aveva chiesto l'archiviazione basandosi sull'esito dell'autopsia che indicava come il decesso fosse imputabile ad un problema cardiaco, ma le verifiche dovranno stabilire se le alte temperature abbiano contribuito al tragico decesso. Non solo, ma da un controllo documentale sarebbe emerso che la ditta del 47enne non sarebbe stata mai autorizzata ad entrare nel cantiere. Dagli accessi che sono stati effettuati dallo Spisal in cantiere non risulta che la ditta del signor, della persona deceduta, fosse stata registrata o comunque fosse ricompresa nell'organigramma di coloro che possono accedere al cantiere, e quindi di fatto il signore non sarebbe potuto accedere al cantiere. La famiglia ora chiede di fare chiarezza su questa tragedia. Questa dunque la ricostruzione del caso da parte della nostra Daniela Sizia. Ambiente di lavoro sotto la lente di ingrandimento, non si tratta di cantieri in questo caso ma di ambienti ospedalieri. Parliamo del San Bortolo di Vicenza perché c'è tensione intorno ai medici del pronto soccorso dell'ospedale. Allora noi andiamo in diretta da Federico Fusetti con Simone Squarcina perché sono stati presi dei provvedimenti da parte dell'azienda sanitaria nei confronti dei professionisti di cui stiamo parlando, medici appunto del pronto soccorso. Federico, a te cosa è successo? Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo a San Bortolo di Vicenza, io e Simone Squarcina in compagnia di Andrea Gregori, che saluto e ringrazio. Grazie ai telespettatori. Il segretario del sindacato Nursind di Vicenza. Sì, come dicevi, noi in realtà ci siamo visti proprio con Gregori qualche settimana fa perché il loro stato di agitazione era stato sospeso perché insomma speravano che la situazione migliorasse soprattutto attorno al pronto soccorso con i medici delle cooperative che erano un po' al centro di queste polemiche. La situazione invece non è migliorata nonostante insomma voi abbiate aperto il credito nei confronti della situazione. Cosa è successo nelle ultime ore, negli ultimi giorni? Allora, nelle ultime settimane sono stati allontanati altri 2 medici delle cooperative, uno perché sostanzialmente ha aggredito verbalmente un'infermiera del triage e un altro per una grave violazione contrattuale e deontologica per cui è stata aperta anche un'indagine interna. Quindi ci ritroviamo in una situazione che, se vogliamo, dal 16 di febbraio è anche peggiorata. Ieri l'amministrazione è venuta al tavolo portando una proposta di riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza e pronto soccorso che abbiamo rigettato ovviamente al mittente perché prevedeva in questo caso l'appalto genuino, cioè medico e infermiere della cooperativa. Tengo a precisare che se 20 medici sono stati allontanati, buona parte sono stati allontanati per le segnalazioni degli infermieri dipendenti di questa ULSS, quindi è quasi una manovra oscurante il problema, non risolutiva. La speranza è che un nuovo corso, una nuova amministrazione, anche per voce del direttore amministrativo ieri, possa, come dire, prendere in considerazione l'internazionalizzazione dei servizi. Ci sono delle opportunità ovviamente. Il personale interno e non più cooperative esterne. Personale interno, c'è un bando di Azienda Zero della Regione Veneto per 300 medici che poi dovrebbero, come dire, coprire i fabbisogni dei pronto soccorso del Veneto, si potrà attingere da quella graduatoria. C'è una graduatoria interna all'ULSS di professionisti che intendono svolgere dei turni aggiuntivi in pronto soccorso, che è utilizzata penso al 20%, e quindi le possibilità, con un po' di pazienza ovviamente, ci sono. Noi auspichiamo che questa sia la strada, l'unica strada da seguire. Poi una riflessione la farei, gli ultimi 2 casi sono avvenuti all'interno del pronto soccorso di Vicenza e mi viene da pensare che determinati comportamenti siano dovuti al fatto che si sentono abbastanza liberi del poter comportarsi in un certo modo.
Il Nursin ovviamente non mollerà la presa, starà con il fiato sul collo a chi dovrà prendere provvedimenti, e quindi insomma la speranza è che la situazione migliori. L'INA soprattutto, insomma, pensando ai pazienti, che sono loro poi il core business della sanità, cioè le persone più fragili che devono essere protette. Per cui intanto per il momento da Vicenza è tutto. Io e Simone Squarcina ti restituiamo la linea. Grazie per questo tuo contributo, Federico, grazie a Simone Squarcina, grazie all'ospite. Naturalmente il tema della sanità, sappiamo, è sempre di strettissima attualità e anche quando riguarda direttamente il personale. A proposito di personale, andiamo a Padova con una vicenda che riguarda le poste. Sottraeva banconote dalle raccomandate dirette alla Banca d'Italia. A scoprirlo sono stati i carabinieri, che a Padova hanno arrestato una dipendente del centro di smistamento postale e indagato una collega. Furti nella corrispondenza e banconote sottratte dai plichi postali destinati alla Banca d'Italia. È quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo antifalsificazione monetaria di Roma, insieme ai militari del nucleo investigativo di Padova, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura padovana. Una dipendente di 48 anni del centro di smistamento postale di Padova è stata arrestata in flagranza con l'accusa di peculato continuato. Al termine del turno di lavoro è stata trovata con 2 banconote, una da 20 euro risultata falsa e una da 50 euro autentica, che secondo gli investigatori erano state sottratte da raccomandate affidate alla sua gestione. Indagata anche un'altra impiegata dello stesso centro. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato lettere, biglietti augurali, gadget e 680 euro in contanti, ritenuti presumibilmente proventi della corrispondenza trattata. Le indagini sono partite nel luglio del 2025, dopo la segnalazione della Banca d'Italia, che aveva rivelato numerose raccomandate inviate da filiali bancarie del Triveneto, prive delle banconote sospette che ne avrebbero dovuto contenere. Gli accertamenti, svolti anche con il supporto della sicurezza di Poste Italiane, hanno permesso di individuare il punto critico proprio nel centro di smistamento di Padova. Fino ad ora le forze dell'ordine hanno accertato 35 episodi di sottrazione di denaro e decine di aperture di plichi ordinari. Questo insomma quello che è accaduto. Allora noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi, torneremo con tanta cronaca e naturalmente ci collegheremo con i colleghi di Pordenone per l'omicidio del patron di Telepordenone Ruoso. A tra poco. Ritorniamo in diretta da studio con la nostra prima edizione di oggi. Stiamo andando avanti con la cronaca. C'è grande preoccupazione a Bassano del Grappa per le risse tra giovani che si stanno verificando nella zona del centro studi. Ve ne abbiamo già parlato nel corso dei nostri telegiornali, delle nostre edizioni di pranzo dei giorni scorsi. Aggressioni brutali che creano timori soprattutto tra i genitori delle migliaia di studenti che frequentano le scuole superiori bassanesi. E dunque Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta sono andati a rilevare questa grande preoccupazione che si sta vivendo. Buongiorno da Bassano del Grappa con Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Insieme a me c'è il professor Francesco Merici, dirigente scolastico dell'Istituto Remondini di Bassano, uno degli istituti scolastici superiori che compongono il centro studi, una vera e propria cittadella con migliaia di studenti all'esterno. Lo abbiamo documentato nei giorni scorsi, ma sono arrivati anche altri video. Ci sono state delle risse in orario di uscita con alcuni giovani coinvolti, anche delle stesse scuole, e poi tanti che facevano da spettatori, magari prendendo le parti dell'uno o dell'altro. Intanto, professor Merici, a lei che coinvolgimento risulta dei vostri studenti? Mi risulta che tra i ragazzi coinvolti nella rissa almeno uno sia frequentante del Remondini. E altri invece potrebbero venire anche da fuori o da altre scuole? Sono tutti studenti della cittadella, quindi delle Inaudi probabilmente, e mi risulta anche la presenza di uno studente di terza media. Quindi uno studente di 13-14 anni, diciamo così. Da docente, da insegnante, da formatore, adesso da dirigente, che lettura dà di questo fenomeno? Ma in primo luogo mi pare un tentativo un attimino degli adolescenti di trovare uno spazio all'interno della società e in modo particolare nel confronto tra pari.
I ragazzi hanno bisogno di ritagliarsi uno spazio, di farsi valere, di trovare una collocazione anche sociale ed emotiva. E questi lo fanno diciamo menando le mani. Quindi utilizzando delle attività che poi sono le stesse che si applicano nell'agonismo di tipo, non so, arti marziali, box. Allora pare che il bisogno appunto di trovare una collocazione sociale sia realizzato menando le mani, ma non è tanto diverso da quello che stiamo vedendo in questo momento a livello internazionale, cioè per far valere le tue ragioni usi la forza. I ragazzi guardano e imparano purtroppo. Sì, quando ci sono dei comportamenti strani da parte degli adolescenti bisogna interrogarsi se per caso non abbiano imparato da noi adulti. Poi non siamo noi docenti, noi dirigenti e neanche noi genitori. Però si guardano intorno e capiscono nella società di oggi quali sono i comportamenti che premiano. Poi in realtà se non avessimo tutto questo contorno dei social o della pubblicità, probabilmente sarebbero anche comportamenti minimalisti, cioè con un significato molto semplice, delle persone che si confrontano e se le danno, perché probabilmente non possiedono la parola, perché noi che lavoriamo a scuola siamo convinti che le situazioni si sbrogliano utilizzando la parola. Se devo difendere le mie posizioni, lo faccio parlando. Se non sono in grado di argomentare, picchio. Grazie al professor Francesco Merici, dirigente dell'Istituto Remondini. Con Alessandro Costacurta da Bassano è tutto, a voi. Grazie ai colleghi di Bassano per questo contributo, così si evolve dunque la vicenda, staremo a vedere. Ora andiamo a Treviso, in una zona non sempre facile, via Zorzetto, siamo tra Piazza Borsa e Corso del Popolo, spray al peperoncino gettato a quanto pare da alcuni ragazzini, apprensione per la storica fioraia Giuseppina Gottardo, volto della città, l'abbiamo subito soccorsa, ci ha raccontato una lavoratrice della zona, autori della bravata sarebbero, come detto, dei ragazzini, dei ragazzi. Quanto siamo dati il cambio io e mio collega, mi ha detto guarda che stanno tossendo e praticamente tutti gli occhi rossi, che lacrime, butta l'acqua. Io ho portato l'acqua e l'ho buttato praticamente dove c'è lo spray di questo che hanno buttato ai ragazzini. Torna così sul pomeriggio concitato vissuto in via Zorzetto Fatima, barista tra le prime a intervenire in soccorso di Giuseppina Gottardo, per tutti Pina, la signora dei fiori di Treviso. La cronaca è quella di una bravata che poteva però avere conseguenze ben peggiori, vista soprattutto l'età della fioraia, 86 anni, da 60 presenza storica della città. Sono le 2 del pomeriggio infatti quando un gruppetto di ragazzini butta a terra una bottiglietta di spray urticante e poi si dà alla fuga. La sostanza si propaga presto nell'aria che si fa così irrespirabile. Che lei è asmatica e comunque non riusciva a fermare dei tosseri. Fatima dà alla signora Pina un bicchiere di latte, ma fastidio agli occhi e irritazione vengono accusati anche da altri passanti. Sul posto arrivano poi i sanitari del SUEM 118 e pure i carabinieri. Chi conosce Pina dice che la donna è rimasta molto scossa e che per qualche giorno rimarrà a casa, proprio lei che non è mai mancata in decenni di attività. Secondo me sono ragazzi, perché che l'ha visti ha detto che sono ragazzi minorenni. Ragazzi minorenni che hanno fatto quindi 2 maschi e una femmina, loro che hanno un altro impegno, che non ha questa violenza, che hanno altre sport e altre cose, impegni, che non fare cose che non devono fare. E auguri dunque alla signora Giuseppina di pronta ripresa. A Bassano e Rosà ancora le prese invece con atti vandalici. Nel primo caso imbrattata la fontana di piazza Garibaldi, a Sant'Anna mandata in pezzi la statua della Madonna di Lourdes. Con le immagini partiamo proprio da Rosà. È venuta una signora ieri mattina alle 11:30 e mi fa: cosa è successo? Io non sapevo niente, sono venuta fuori, mi sono trovata la sorpresa. Mia figlia, ho chiamato subito mia figlia che è qua vicino, ho detto corri, ha chiamato i carabinieri, però adesso non sappiamo niente, abbiamo fatto denuncia e tutto, speriamo di trovare questo assassino, perché
è un assassino per fare una cosa del genere. Antonia Grego definisce assassino il vandalo che nella notte tra lunedì e martedì ha distrutto la statua della Madonna posizionata nel capitello costruito nel giardino della sua abitazione a Sant'Anna di Rosà. Era stato suo marito Gabriele 20 anni fa, prima di morire, a chiedere alla famiglia di realizzare la nicchia votiva. Un dolore enorme per la signora Antonia e per i suoi 3 figli. Noi lo rifaremo per mio papà. Verrà rifatto quanto prima per mio papà. È un dolore per tutta la famiglia? Sì, tanto, è un dolore grande, una ferita che si riapre dopo 20 anni. È un gesto, ti lascia senza parole, una cosa sacra, dentro a una casa, perché se fosse su una via, dentro a una casa, è un dolore, ti lascia senza parole. Cosa vuoi? Eravamo contenti. Ormai eravamo preparati per farle dire il suo anniversario di 20 anni e così adesso aspettiamo a vedere come va finita. Sto delinquente si deve trovare perché non abbiamo mai fatto dispetti noi a famiglie. Le indagini dei carabinieri sono in corso, potrebbero aiutare ad identificare i responsabili dell'odioso gesto le immagini della videosorveglianza del paese, ma arriva anche l'appello della famiglia Stragliotto. Se qualcuno ha visto qualcosa tra la notte, tra lunedì e il martedì, o avvisa, suona il campanello di casa oppure vada dai carabinieri. Questo dunque lo sconforto di questa famiglia. Allora andiamo sul sito del Corriere della Sera che dà le ultime sull'attacco all'Iran e questo conflitto che si sta purtroppo allargando con azioni che stanno sforando in Turchia, nell'Oceano Indiano, e tutto quello che ci è stato riportato in queste ultime ore. Macron che ha consentito all'uso delle basi e sente, lo vedete, la leader italiana e altri leader insieme per l'invio di aiuti militari a Cipro. Dice: colpita una petroliera al largo del Kuwait, droni iraniani contro un aeroporto in Azerbaigian, si riunisce il Consiglio Atlantico, quindi un quadro purtroppo in aggiornamento e per nulla confortante. L'immediato riflesso sulle nostre vite personali, quotidiane di tutti i giorni sono gli aumenti dei carburanti. Allora, prima di andare al collegamento di oggi, vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Padova con diesel e benzina in aumento dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran, aumenti che per i benzinai non sarebbero giustificati e che tra l'altro sono in continuo aggiornamento perché i prezzi stanno salendo senza sosta. Vediamo. La guerra contro l'Iran ha avuto un effetto immediato sui prezzi dei carburanti. In molti l'avranno notato, nel giro di poche ore diesel e benzina sono aumentate con punte anche di 10 centesimi per litro, rincari che per i rappresentanti dei distributori non sono giustificati. Sappiamo benissimo che il prezzo della benzina non è determinato da noi ma dalle compagnie petrolifere e diciamo che nell'ultimo 24 ore, 48 ore sono aumentati già i carburanti di 6 centesimi al litro. Questo è un aumento ingiustificato. Sappiamo benissimo le tensioni che ci sono per la guerra che si sta sviluppando in Medio Oriente, però questo non giustifica l'aumento immediato di questi prezzi. Gli aumenti alla pompa inevitabilmente porteranno ad un aumento generalizzato dei prezzi. Il governo deve fermare le speculazioni. Più dell'80% delle merci vengono trasportate su ruote e quindi l'aumento non solo per quanto riguarda il consumatore finale per viaggiare sulle auto ma anche sui mezzi di prima necessità. Io penso che il governo debba intervenire e penso che abbia tutte le soluzioni per poter far capire che l'aumento ingiustificato va a ripercuotersi sia sul gestore che come sappiamo guadagna 3 centesimi al litro e anche per il consumatore finale. E chi con i mezzi di trasporto ci lavora è necessariamente in allarme. Io saluto e ringrazio in collegamento da remoto con noi Paolo Marcon, presidente trasporti di Confartigianato, Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno, buongiorno Marcon. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei per la disponibilità. E allora, non è un buon momento questo, siete già con le antenne drizzate purtroppo, stiamo assistendo a qualcosa di già visto, no Marcon, con la crisi energetica post guerra in Ucraina, qui parliamo di aumenti davvero nel giro di poche ore. Ma guardi, ho valutato proprio questa mattina, nel giro degli ultimi 5-6 giorni siamo sull'ordine di un 25% di aumento di costo del carburante, che per la nostra categoria, dove il costo del carburante è una componente che va dal 30 al 35%, stiamo parlando di un aumento tariffario di trasporti, giusto per far pari con i costi che ci sono piovuti dal cielo, di un 8-10%. Questo va da sé che da capire che va a incidere sulle lavorazioni delle aziende, va a incidere soprattutto sui prodotti che vanno sugli scaffali, perciò è una cosa che noi non possiamo accollarci, perché come categoria di sicuro non possiamo accollarci un costo di 8-10% sulle nostre tariffe, dove i margini ormai sono già risicati, ma questo lo sappiamo da anni, insomma. Senta, ricostruiamo un po' quello che è successo negli ultimi anni, perché sappiamo tutti che la crisi pandemica, il Covid, ha provocato uno scossone di un certo tipo. Poi immediatamente dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con tutte le conseguenze dal punto di vista energetico, gas, carburanti, transito stesso dei carburanti, c'è stata un'ulteriore crisi sempre a livello delle vie d'acqua mediorientali qualche tempo fa, adesso di nuovo una crisi. La ricostruzione di questo andamento dei prezzi è un continuo crescere o voi avete visto dei momenti di tregua? Ma il trend comunque è sempre in crescita costante da anni, però c'è stato uno spartiacque che purtroppo, non per nominare sempre il solito periodo, è stato il Covid. Prima di quel periodo lì gli aumenti erano molto più ponderati e molto più lenti nel tempo. Dopo il Covid invece abbiamo continui scossoni in alto e in basso, ma purtroppo poi si allineano sempre verso l'alto, e questo crea situazioni che noi come trasportatori non riusciamo a moderare con gli aumenti di prezzi, perché sono talmente repentini che non abbiamo il tempo di contrattare nuovamente con la committenza. Questo ci impone assolutamente di mettere in atto quello che da legge esisterebbe, però viene poco applicato, che è l'aggiornamento dei costi di carburanti in fattura. Se non lo facciamo diventare strutturale, per noi trasportatori può essere un problema, perché non riusciamo a riversare sui nostri committenti, che purtroppo poi alla fine vanno sui prodotti finali, però dei costi che per noi sono incomprimibili, perché non abbiamo capacità di contrattazione con le compagnie petrolifere. Questa è la realtà delle cose. E negli ultimi 5-6 anni abbiamo questi continui aumenti, cioè, come le dicevo prima, un 25% in 5 giorni, un 10% sulle tariffe. Noi non riusciamo ad andare dal committente, logicamente fa la sua parte e vuole il suo tempo per poter ritrattare tutti i prezzi, e per noi che abbiamo un margine di qualche volta 2-3% sono cose inaffrontabili. Perciò per noi è vitale che diventi strutturale l'adeguamento al gasolio nelle fatture, legge che c'è, che però viene poco controllata e poco applicata purtroppo. Ecco, ma cosa significa nella pratica questo che lei propone? Cioè, cosa vuol dire sia per i clienti che poi per il consumatore? No, nella pratica questo adeguamento al gasolio parla che in caso di variazioni nel più e nel meno del 2%, il trasportatore deve ricalcolare la tariffa in maniera automatica. Fatto 10 la tariffa, se il gasolio aumenta la tariffa diventa automaticamente di un aumento proporzionale, cioè a seconda della crescita del costo, e in modo che possiamo affrontare i costi e che non dobbiamo ogni volta ricontrattualizzare i nostri trasporti. Questo ci consente, ripeto, di salvare quel filo di utile che ancora abbiamo nelle nostre aziende, e anche rimettere, diciamo, riversare dei giusti costi, perché se facciamo i prezzi oggi con il gasolio, che lo vediamo alla pompa ormai 1,8, 1,9, non si capisce più bene, magari fra 15 giorni che va giù è anche giusto che la tariffa riscenda, perché non vogliamo niente di più di rendere ancora le nostre aziende vive, ecco, solo questo. Non vogliamo andare a fare della speculazione, come sentito giustamente nell'articolo nel vostro servizio di prima, che questo è un altro problema che è da prendere per mano subito. Non vogliamo fare la speculazione, ma per noi è vitale che il costo del gasolio venga e le tariffe vengano aggiornate pari pari. Esatto, perché già ne affrontate parecchi di costi. Quali sono le categorie più penalizzate tra le vostre?
Ma guardi, sicuramente il gasolio incide su chi ha mezzi più pesanti e tratte più lunghe rispetto a chi fa locale e fa distribuzione, però adesso non voglio sembrare pessimista, ma insomma il nostro problema principale come categoria trasporti è che abbiamo poca contrattazione nei nostri fornitori, perché i nostri fornitori principali sono i dipendenti dove giustamente c'è un contratto nazionale, abbiamo le autostrade dove non abbiamo potere di poter trattare sulle tariffe, abbiamo i fornitori di gasolio che come tutti sappiamo la tariffa la dicono loro, te la danno loro, perciò ci rimane poco spazio per poter limare i nostri costi e pertanto non saprei individuare nel trasporto, a parte qualche nicchia particolare, qualcuno che da anni abbia delle marginalità giuste, dico, poi c'è chi è più bravo a fare azienda, chi è più bravo a fare impresa e chi meno, però diciamo che gli utili negli ultimi 20 anni si sono ridotti in maniera preoccupante, perché questo non ci consente più di tenere le nostre aziende al passo coi tempi, moderne e soprattutto verso un mondo che ci richiede di essere ecologici, perciò con mezzi nuovi, con mezzi moderni che inquinano meno, ma se non abbiamo le finanze per poterli cambiare diventa un problema. Certo, quindi è un quadro che diventa complesso anche per diversi altri aspetti. Le voglio mostrare a lei e ai nostri telespettatori il post che ha fatto questa mattina il sindaco di Treviso, Mario Conte, per fare un esempio anche della politica che a un certo punto dice facciamo qualcosa. Oggi andare a fare benzina, ha scritto Conte, è stato uno shock. In pochi giorni i prezzi sono aumentati in modo evidente, dimostrazione di quanto eventi lontani possano avere effetti immediati e negativi anche sulla vita quotidiana delle nostre comunità. Situazione, dice Conte, che va tenuta sotto controllo con grande attenzione. Il rischio di speculazioni diventa molto alto e sappiamo bene che alla fine a pagare il conto sono sempre cittadini, lavoratori e imprese. Per questo servono vigilanza, trasparenza e responsabilità a tutti i livelli, perché dietro il prezzo alla pompa c'è la tenuta economica di tante famiglie e di tante attività del nostro territorio che hanno bisogno di viaggiare, di trasportare e di andare avanti. Un po' quello che abbiamo detto, Marcona, anche con lei. Ultima domanda che le faccio: qual è l'appello alla politica in questo momento? Ma allora, un tema che riguarda la nostra categoria è quella di appunto prestare attenzione che venga messo in atto quella che è una legge che era stata pensata ai tempi quando questi problemi, come diceva lei, c'erano già, perciò speriamo ci sia più attenzione in questo voler applicare seriamente l'adeguamento gasolio e che passi l'idea anche ai nostri committenti che non è un salasso, ma è una questione di giustezza nel tenere le tariffe giuste e adeguate in qualsiasi momento a seconda dei costi che abbiamo. Il secondo tema, giustamente l'ha inquadrato il sindaco di Treviso, ci vuole controllo, perché le porto l'esempio banale: io ho ordinato il gasolio il venerdì, poi sappiamo tutto che l'inizio del conflitto era venerdì sera tra il sabato e già il lunedì c'era una tensione ai nostri costieri. Non credo che le navi dovevano ancora bloccare lo stretto di Hormuz fossero già in difficoltà a rifornire i nostri costieri. Probabilmente la questione di un po' di monopolio aiuta a tirare sui prezzi subito. Uno, e due, mi pare di capire, se non mi danno i dati sbagliati, che l'Iran non sia un nostro fornitore principale, perciò anzi non è assolutamente fornitore di nessuna fonte energetica per l'Italia, e nello stretto di Hormuz passi circa il 6,5% delle nostre fonti energetiche, perciò in linea teorica non dovremmo essere coinvolti. È chiaro che una tensione a questi livelli crea delle tensioni e degli aumenti di prezzo, però sono convinto che ci sono delle forti speculazioni. E una cosa importante come l'energia, che sta purtroppo accendendo diversi conflitti nel mondo, bisogna che i governi si prendano la responsabilità di governare queste cose, altrimenti rischiamo veramente che l'economia ne risenta, perché questo scherzo poi che stanno facendo, secondo gli studi di Confartigianato, può valere un 0,2-0,3 di PIL, e visto che già il PIL parlavano di 0,7 in 2 anni, che era già una previsione poco rosea, vuol dire azzerare i nostri sforzi economici, insomma. Certamente, vedremo come evolverà, ma purtroppo avendola già vissuta in passato, no? C'è da essere poco ottimisti. Speriamo che ovviamente il conflitto termini in tempi ragionevoli e che soprattutto queste conseguenze vengano contenute. Grazie grazie per il suo contributo. Paolo Marcon, presidente dei trasportatori di Confartigianato, e per quel che si può buon lavoro in questo momento non facile. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Allora noi adesso andiamo in pubblicità per qualche altro istante, torneremo tra poco con altri punti di vista su quello che sta provocando il conflitto in corso.
Riprendiamo la nostra diretta. In questa prima edizione parlavamo delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, che sta avendo sul campo naturalmente tutta una serie di risvolti, ma ce li ha anche nel nostro territorio. Avevamo parlato con il rappresentante dei trasportatori di Confartigianato di carburanti, ma ci sono altri beni che rischiano di essere sottoposti a speculazioni, si temono rincari su molti fronti. Molti cittadini si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per contrastare il caro bollette. Certo che l'aumento delle bollette, i costi adesso del lavoro diventano molto preoccupanti per tutti quanti. Paura delle bollette, paura della vita, purtroppo sì. Uno che ha una pensione piccola non ce la fa neanche a mangiare. Il rincaro, le bollette, il gas e tutto quanto. Ormai io ho un'età che, vabbè, però è preoccupante anche per i nostri figli. Pensionati con 1.000 euro al mese, cosa facciamo? Mi dica lei. Sono solo alcune delle voci preoccupate di cittadini che in queste ore si stanno rivolgendo alle associazioni di consumatori. Una richiesta di aiuto e di suggerimenti finché sia in tempo per fronteggiare il caro bollette imminente. Abbiamo registrato un aumento dei prezzi all'ingrosso di oltre il 60% perché l'approvvigionamento del 20% del gas mondiale che viene dal Golfo Persico attualmente è bloccato. Abbiamo la linea che suona abbastanza di continuo, sia i colleghi qui della CISL sia quella diretta di Adiconsum, e stiamo cercando di dare una soluzione. La soluzione, finché sarà possibile, è quella di scegliere un'offerta a prezzo fisso per almeno 12 mesi che preveda il prezzo della componente gas ed energia inferiore rispettivamente a 40 centesimi al metro cubo per il gas e ai 13 centesimi per l'energia elettrica. E i colleghi di Vicenza hanno sentito anche i cittadini vicentini per quanto riguarda i venti di guerra, che naturalmente non coinvolgono anche la quotidianità, le spese, ma in una città come Vicenza si temono necessariamente anche azioni nei confronti delle basi americane. C'è stata una corsa veloce ai rifornimenti di carburante, in questo periodo è andata via parecchia roba. È un segnale che crea un po' di paura così in questi problemi di petrolio, di scorte e così via. È già successo altre volte? Ma in questa volta, in questo caso, così tanto no. Ma quella parte dove è guerra è normale. E questi aumenti è normale anche quello? Oh, guarda, io sono meccanico, non sono economico per capire, ma è troppo. È tutti in giro. È normale che ci sia un po' di aumento, però cosa dobbiamo fare noi? Alla fine dobbiamo accettare quello che viene e pagare. Purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è cercare di risparmiare il più possibile. Tanto preoccupata, tantissimo preoccupata, sia per noi che per i nostri figli, anche perché non si sa nulla, avendo anche pure qui una base americana è un po' paura. Ha paura di Trump? Mi fa paura più l'ignoranza di Trump su queste cose. Ci sono tante paure dall'aumento dei prezzi, ma anche degli attentati. Lei teme qualcosa avendo le basi qui? Sì, un po', ma io abito abbastanza lontano. Non è escluso veramente, comunque bisogna sempre stare attenti e allerta. Le mie personali preoccupazioni chiaramente sono avere i miei figli appunto che vanno dentro alla scuola all'interno della base americana e sono preoccupata per i miei figli, per i figli degli altri, per tutti insomma. E se queste sono le mie onestamente sole preoccupazioni. Poi è chiaro, ho notato anch'io, i prezzi sono saliti, le bollette l'ho notato, certo. Un rafforzamento, notizia battuta dall'ANSA poco fa, dei dispositivi di vigilanza sulle basi militari americane presenti in Italia, nonché presso i siti sensibili riconducibili alla filiera di produzione e interesse militare, specie quella a supporto della catena logistica bellica degli alleati, è contenuta in una circolare inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a prefetti e questori. L'acuirsi della crisi in Medio Oriente è l'indicazione, potrebbe innescare una ripresa della campagna antagonistica
protagonista a sostegno della causa palestinese o comunque in direzione antimilitarista, con possibili manifestazioni di protesta verso questi siti. Quindi qui si fa riferimento a quelle che possono essere le proteste che nascono dal territorio, con le associazioni contro la guerra e che si sono naturalmente consolidate in questi ultimi mesi con la campagna Pro-Pal. Le stesse sensazioni di Vicenza si vivono anche a Istrana, perché col passare dei giorni, con l'aumentare, come detto, dell'allarme nelle basi italiane considerate strategiche, cresce la preoccupazione. Allora sentiamo cosa ha raccolto la nostra Daniela Sizia proprio a Istrana. Ad Istrana la tensione è alta, nella base vige il massimo riservo sulle operazioni. Nulla trapela, ma la preoccupazione con il passare delle ore e dei giorni aumenta, così come l'apprensione per i militari di stanza al 51esimo stormo, oltre una decina, che si trovano ad Ali al-Salem in Kuwait. Vivendo così vicini all'interno della comunità e con grande affetto anche verso i militari e le loro famiglie che sono perfettamente, inseriti nel nostro territorio, un pensiero va a loro che sicuramente in queste ore stanno vivendo questi momenti di apprensione, e mi sento di portare la vicinanza di tutti noi qui da Istrana a loro. Ma se il clima è caldo nelle basi militari, anche tra i cittadini serpeggia l'angoscia. Certo, anche le immagini che vediamo ci fanno pensare, ed è chiaro che tutti si interrogano, questo è evidente anche dal punto di vista emotivo, molti chiedono: ma ci sarà pericolo anche per noi? Questo è inevitabile, però attendiamo l'evolvere della situazione. Le basi militari come Vicenza ed Aviano rimangono in massima allerta, così come Istrana, che sta seguendo l'evolversi della situazione ora dopo ora. La crisi del Medio Oriente è forse una delle peggiori degli ultimi tempi, a confermarlo il generale dei Carabinieri Claudio D'Angelo, impiegato nel passato in diversi teatri di guerra, dall'Afghanistan all'Iraq fino al Libano. Sicuramente l'Iran è una realtà molto particolare e isolata in quel teatro, ma l'Iran, stavo dicendo, ha la possibilità di colpirci in diverse maniere, tramite il blocco del commercio, ridando fiato agli Houthi nello Yemen, colpendo direttamente tramite organizzazioni terroristiche che a lei fanno riferimento, quindi ha sicuramente la possibilità di colpire anche l'Europa, come ha già fatto perché ha colpito Cipro, che è Europa. Torna anche lo spettro del terrorismo internazionale. Sicuramente muoveranno le loro pedine. Ovviamente entra in gioco la capacità sia dei servizi italiani sia delle forze di polizia italiane di garantire il controllo del territorio e un buon servizio di prevenzione. Americani e israeliani continuano i bombardamenti, l'Iran risponde colpendo i paesi del Golfo Persico. I connazionali stanno tentando di rientrare in Italia non senza difficoltà. I militari in missione nei paesi a rischio rimangono nei bunker, un'attesa snervante che potrebbe non finire tanto presto. Questa dunque la ricostruzione. Allora, torniamo sull'omicidio di Mario Ruoso, patron di Tele Pordenone. Il Gazzettino, oltre a riferire appunto l'omicidio a sprangate, una violenza davvero efferata, è stato portato in questura, questo ve l'abbiamo riferito poco fa, un collaboratore storico del patron appunto dell'emittente, è uno di famiglia. Questa è la ricostruzione del Gazzettino. Il nostro Federico De Ros della redazione di Pordenone ha incontrato Alessandro, il nipote di Ruoso. Sentiamo cosa gli ha detto questa mattina. Sì, buongiorno e ben ritrovati da Sacile. Siamo in compagnia di Alessandro Ruoso, nipote proprio di Mario. Innanzitutto a nome del gruppo Media Nord-Est porgiamo le nostre più sentite condoglianze per una tragedia che ha scosso tutta la provincia, tutta la regione, ne stanno parlando veramente tutti per la modalità brutale nel quale anche si è verificata. Partiamo innanzitutto da qui, un ricordo su suo zio, che persona era? Mario è molto conosciuto qui da noi ma anche in tutta Italia, una persona che ha fatto grandi cose sia nel campo sportivo, nelle auto, imprenditorialmente, dalle TV alle macchine, quindi una persona che è conosciuta per quello che ha fatto.
Purtroppo ieri è stata una doccia fredda perché non era sicuramente giovanissimo, ma lo zio era in piena forma e nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, oltretutto con questa modalità. Qual è stato, diciamo, il fattore che vi ha iniziato a far preoccupare? Lei tra l'altro è stato anche il primo purtroppo a trovare il corpo di suo zio. Sì, al mattino i ragazzi collaborano con lui della rivendita delle auto al garage, non vedendolo arrivare, lui insomma solitamente arriva alla buon'ora al mattino in ufficio, però non è che danno peso insomma se ritarda, perché Mario insomma è uno iperattivo la mattina, quindi magari andava da un'altra parte, di qua di là, hanno dato il peso ma non più di tanto, finché dopo non vedendolo, non sentendolo al telefono mi hanno contattato. E una volta arrivato lì in casa, insomma, mi sono trovato lo zio. Lei aveva una copia delle chiavi, la porta era rimasta aperta? Lì abbiamo avuto un problema perché la porta era chiusa, le chiavi non erano dove le teniamo io e lui di solitamente, quindi ho forzato un po' la porta e me lo sono trovato subito lì. Che rapporti aveva suo zio magari con i dipendenti dell'ex Telepordenone oppure anche con i collaboratori del Garage Venezia, secondo lei? Ma allora, sicuramente quando hai delle imprese, dei dipendenti da molti anni ci sono sicuramente, può esserci qualche screzio, qualche cosa, come in una qualsiasi azienda, quindi quello non penso sia quella la motivazione a un gesto così esagerato, così folle. Anche perché adesso nelle ultime ore stanno circolando due nomi di due possibili sospettati che lavoravano a stretto contatto proprio con suo zio nell'ambito proprio televisivo, quindi di Telepordenone. Che cosa pensa a riguardo? Cioè, cosa può aver portato a spingerli a fare un qualcosa di veramente così terribile e brutale? Io un po' casco dalle nuvole perché anch'io questa mattina ho sentito uno dei nomi che oltretutto erano persone molto vicine a Mario e una di queste oltretutto una persona che Mario ha aiutato in tutti i modi possibili, quindi sarei incredulo se confermassero questa cosa. La polizia sta facendo secondo me un lavoro super perché ieri io sono uscito dalla questura questa mattina alle 5 e tutte le squadre non sono mai fermate, andati avanti tutta la notte, stanno ancora lavorando, quindi ho piena fiducia che insomma a breve daranno chiarezza sicuramente a questa situazione, ma sarei incredulo di uno dei due nomi soprattutto che ho sentito stamane. Ma secondo lei suo zio avrebbe potuto aprire la porta di casa a uno sconosciuto oppure qualcuno che conosceva come era fatto? Lei che lo conosce meglio di chiunque. No, Mario non essendo uno che poteva pensare a cose del genere, insomma sicuramente se bussi apre, non è uno sicuramente che pensava di aver paura di qualcuno o qualcosa, quindi sì, una persona serena da quel lato lì. Un imprenditore, sai, 1000 aziende, il periodo non è dei migliori, sicuramente era pensieroso e tutto, ma non da chiudersi in casa per paura di qualcuno, insomma, quello no, sicuro. Come ultima domanda, Alessandro, secondo lei c'è anche un legame con l'incendio che si era verificato il 7 luglio scorso a questo omicidio? Io l'altra volta ero fuori quando è successo il caso dell'auto, i nomi sembrano sempre girare comunque attorno a quelle persone lì, però anche l'altra volta non era stato, non c'era ancora la certezza. Io, come vi ripeto, per me quella persona lì era stata talmente una vita a fianco a Mario. Mario l'ha aiutato in tutti i modi possibili, che se fosse così non mi spiegherei neanche il perché, quasi dovrebbe essere l'inverso, nel senso che Mario potrebbe aver avuto a che fare, al contrario, avere delle indisposizioni su di lui, non sicuramente l'altro, insomma, che per una vita ha girato lì. Io lo conosco molto bene, se fosse lui mio padre anche, ha un rapporto di famiglia con noi da sempre, quindi sarebbe veramente una cosa, un momento di pazzia assurda.
Alessandro, noi la ringraziamo anche per la sua disponibilità e per le sue parole in questo momento davvero difficile. Le porgiamo nuovamente le nostre condoglianze e sappiamo che la Polizia di Stato non si è fermata, sta lavorando ininterrottamente e che quindi venga trovato appunto i responsabili o i responsabili di questa tragedia. Sì, questa sarebbe l'unica cosa che insomma dà un po' di un piccolo per noi, insomma non è un granché perché Mario purtroppo non c'è più, però perlomeno insomma dare giustizia a un gesto del genere ti lascia un po' più non tranquillo ma almeno insomma sereno. Ma dopo una nottata in questura, visto il lavoro che fanno, sono super positivo insomma da quel punto di vista. Alessandro, grazie e in bocca al lupo per tutto e condoglianze ancora. Per il momento da Sacile è tutto, a te in studio. E questa dunque era l'intervista realizzata questa mattina dal nostro Federico De Ros a Sacile, lo avete sentito, al nipote di Mario Ruoso. Adesso siamo in grado di collegarci in diretta con il collega De Ros che si è spostato di fronte di fatto nel punto in cui è avvenuto questo delitto. Eccolo qui, Federico, buongiorno a te. Abbiamo ascoltato l'intervista che hai realizzato con il nipote di Ruoso. Quali sono gli ultimi sviluppi? Dove si è consumato questo. Sì, buongiorno e ben ritrovati da Porcia. Ci troviamo in via del Porto dove si è verificato questo terribile omicidio al cavalier Mario Ruoso, patron della storica emittente Telepordenone e proprietario del garage Venezia. Ieri nel primo pomeriggio si è verificata questa tragedia proprio al 7° piano all'interno del suo appartamento, più precisamente un attico. Il corpo è stato ritrovato dal nipote Alessandro Ruoso, sconvolto, che ha trovato il proprio zio letteralmente in una pozza di sangue. Da una prima ricostruzione la persona o le più persone, perché stanno circolando molte voci, ci sarebbe al momento un principale sospettato, però non si escludono effettivamente altre piste che qualcuno possa averlo aiutato. È un 68enne di nazionalità italiana, residente a Tiezzo di Azzano X, al quale è stata sequestrata anche una Mercedes classe A di color grigio chiaro, come potete vedere dalle immagini in questi istanti in via del Porto. Alcuni vicini e conoscenti hanno portato dei fiori proprio per ricordare lo stesso cavalier Mario Ruoso. Però per tornare proprio alla persona principale indiziata, che è interrogata ininterrottamente proprio da ieri sera dalla questura di Pordenone, sarebbe il principale indiziato, una persona molto vicina allo stesso cavaliere, molto vicina all'emittente televisiva di Pordenone, e dalla primissima ricostruzione che abbiamo fatto assieme alle forze dell'ordine si sarebbe introdotta all'interno dell'appartamento, avrebbe colpito prima il cavaliere con una spranga metallica in testa, successivamente sarebbe scivolato sbattendo proprio il capo in uno spigolo di un mobile e successivamente, e qui c'è anche l'aggravante della brutalità, questa staffa appunto metallica sarebbe stata l'avrebbero utilizzata per colpirlo ulteriormente al capo. È stata interrogata anche la compagna del 68enne italiano, che al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine si trovava in casa con lui. Si sta cercando ancora però l'arma del delitto, questa spranga metallica. Le forze dell'ordine, polizia di Stato e polizia scientifica hanno setacciato tutta l'area, dal garage Venezia alla strada statale 13 nota come Pontebana, all'area che porta dietro all'appartamento utilizzato come deposito. Però un lavoro che è andato avanti per diverse ore, per tutta la notte, però non è stata trovata, tant'è che al momento le ricerche di questa spranga metallica si sono spostate a Prata di Pordenone, all'altezza di un canale. Il procuratore ha rimandato tutti gli aggiornamenti alle 15 di oggi
oggi pomeriggio, quindi seguiranno sicuramente nuove novità. Al momento non ci sono dei fermi, non ci sono delle esecuzioni carcerarie, quindi si attende effettivamente l'esito dell'interrogatorio per capire se a commettere questo terribile, macabro omicidio sia stata una persona o se ipoteticamente è stata aiutata anche da qualcuno nel compiere il delitto o semplicemente a nascondere e a sbarazzarsi della stessa arma utilizzata per uccidere proprio il cavalier Mario Ruoso. Per il momento da Porcia è tutto, a te in studio. Grazie Federico De Ros, grazie ai colleghi di Pordenone, davvero una vicenda terribile. Questa è la settimana di due appuntamenti, naturalmente la festa della donna che ricade su domenica e viene celebrata con molte sfaccettature, e poi le Paralimpiadi naturalmente che avranno inizio formalmente con la cerimonia di domani all'Arena di Verona. C'è un flash mob per rivendicare i valori della giornata internazionale della donna e per protestare contro la programmazione dello spettacolo del giornalista Giuseppe Cruciani al Teatro Comunale di Belluno. Accadrà nel pomeriggio appunto di domenica. Ci aggiorna su questo caso la nostra Tiziana Bolognani. 8 marzo, giorno di lotta per i diritti delle donne a Belluno, un 8 marzo certamente significativo perché si qualificherà, la protesta si realizzerà, concretizzerà davanti al Teatro Comunale di Belluno nel pomeriggio alle 15, un'ora prima dell'avvio dello spettacolo Vox Crux di Cruciani, del giornalista Giuseppe Cruciani, che noi conosciamo per essere dissacrante, per la sua modalità dissacrante, per i suoi toni diciamo anche violenti, da qualsiasi parte li si voglia osservare e guardare. Alla notizia di della programmazione di questo spettacolo previsto nel cartellone di Scoppio Spettacoli, il collettivo di Non Una di Meno Belluno ha deciso di organizzare un flash mob. Successivamente al flash mob ne è nata una manifestazione certamente più organizzata per lo stesso orario alle 15, e proprio in queste ore è stata avviata una richiesta di invio di una email sia all'amministrazione comunale che alla Fondazione Teatri, che gestisce il Teatro Comunale e anche le date dei cartelloni delle varie società, organizzazioni che lì trovano ospitalità, e anche alla sindaco del comune di Belluno. Al mio fianco c'è l'assessora alle pari opportunità del comune di Belluno, Roberta Olivotto, e a lei chiedo subito che cosa pensa di questa vicenda. Allora, io non ho ricevuto questa email, che quando arriverà leggerò volentieri, e infatti sono informata in questo momento da voi di questa cosa. Allora, certo, io non conosco il personaggio, non l'ho mai seguito, però ho raccolto ovviamente delle informazioni in questi minuti sulle affermazioni che non sono assolutamente condivisibili. Dopodiché trovo particolarmente sgradevole che questo tipo di affermazioni verso le donne, e non solo, verso altri soggetti più deboli, debbano risuonare proprio l'8 marzo, ma al di là di questo non dovrebbero risuonare mai, questa è la mia posizione. Ecco, perché all'interno di questo spettacolo, per quanto perlomeno ci è dato di sapere, certamente si trasmetteranno messaggi rivolti alla liberalizzazione, ovvero alla normazione del mestiere di escort, ma insomma con testimonianze anche dirette sul palco, ma si cercherà naturalmente di parlare con modalità che noi conosciamo molto bene, al modo di Giuseppe Cruciani. Le donne protesteranno. Lei personalmente, assessora, sarà con le donne in piazza o al comunale
o bellamente domenica deciderà di andare a fare una passeggiata? Allora, io sono qui in questo momento con le donne che protestano contro questo tipo di approccio verso questi temi che sono importanti. Il Comune di Belluno ha una commissione di pari opportunità molto attiva, il Comune di Belluno, e non tutti i comuni lo hanno un assessorato alla pari opportunità, quindi credo che l'amministrazione, io in primis, ma anche tutta l'amministrazione e la commissione, diamo testimonianza dell'importanza verso questi temi. Non credo che sia la partecipazione quel giorno o meno, ma la testimonianza di tutti i giorni che deve dare un'indicazione. Ho anche un po' un timore che questa manifestazione, questa protesta legittima e sacrosanta darà forse un po' di pubblicità di più a questo spettacolo. Questo è un po' un timore. Grazie a Tiziana Bolognani, grazie alla sua ospite. Noi chiudiamo qui, io vi ricordo come sempre dopo di noi il meteo, grazie in regia ad Alessandro Granziera, Mattia Pizzaia. Alle 16:19 il film Rams, storia di 2 fratelli e 8 pecore, un film australiano drammatico con una vicenda da non perdere. Grazie per essere stati con noi, appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Arrivederci.